Pronti? 1, 2, 3. Buono questa volta con tentativo di Carpe Diem Numero 3, Diamond Matto, di rientrare squalificato. a Cesare Di Veltri, mentre ha sbagliato Diamond Matto. Sulla curva dunque Carpe Diem su Cesare dei Veltri, a terza posizione per Vassallo, mentre in quarta c'è Azzurra Tab, è partito benissimo invece Voltaire Gifont insieme a Vamos OP che si sistema in seconda posizione. Voltaire Gifont invece insiste nella sua progressione e va sulla leader, è seguito da Ciclone Petral, però Voltaire si presenta e passa a condurre su Carpe Diem dopo 500 metri di gara che presi dalla testa dopo 600 in 47,1. Numero 16, Ciclone Petral, squalificato. Per il penalizzato ha avuto problemi invece Ciclone Petral. E così in vantaggio Voltaire Gifont nei confronti di Carpe Diem, Col, Vamos OP, ancora Cesare dei Veltri. Nessuno riesce a farsi luce per corsie esterne, c'è il numero 15 Chopin Griff che gradualmente cerca di avanzare, ma ovviamente con Voltaire Gifont al comando l'andatura ora è diversa e Voltaire va via a buona andatura. Numero e a un 7, giro dalla Azzurra conclusione Tab, squalificato. spara un 14,8 in cui inizia l'ultimo giro di gara, seguito sempre da Carpe Diem Colle e da Vamos OP. Più indietro c'è Cesare dei Veltri, ancora Benjamin Bru. Tanto si staccano i primi due, Voltaire Gifont non riesce però a staccare Carpe Diem Col che gli rimane in scia, 8, gli altri Vassallo, nettamente più staccati. Voltaire Gifont con Carpe Diem Col che rimane lì a contatto completamento della curva conclusiva, 200 alla conclusione, in vantaggio Voltaire Gifont. Carpe Diem Col lo segue da vicino, Voltaire in arrivo, controlla comunque nettamente la situazione e viene a vincere facile sullo stesso Carpe Diem Col. Al terzo posto Benjamin Bru, mentre per il quarto è il numero 15 Chopin Griff che ha ragione di Vamos OP, numero 13. Il numero 17 dunque di Voltaire Gifont, Alessandro Gocciadoro per conto di Cristian Rizzo, vincono questo TQQ all'Arcoveggio, sfondando dopo 500 metri per conto della scuderia RB Team. Il secondo posto comunque per un ottimo Carpe Diem Col che rimane in scia al vincitore per tutto il percorso. Terzo posto per Benjamin Bru che corre all'attesa, al quarto Chopin Griff, al quinto Vamos OP, dunque numericamente dovrebbe essere 17, 4, 11, 15 e 13. Aspettiamo naturalmente, ecco lo vedete anche inserito dalla nostra regia, 17, 4, 11, 15, 13, questo è l'arrivo probabile, quindi aspettiamo naturalmente l'ufficialità. È tutto per questo convegno di corse dall'ippodromo Arcoveggio, l'appuntamento è per domenica prossima.